Un'evasione fiscale di più di 30 milioni di euro legata a vendita in linea senza autorizzazione dei biglietti pro concerto a partire da valuate a manifestazioni, all'iscoperere la guardia di finanza de Tattari. Sas indagini mandadas addennanti dai finanzieri del suo gruppo de Terranova moglia de una installazione arrivata in ambito del suo progetto Follow the Ticket, naschiu pro contrastare su bagarinaggio in linea. A essere indagata su nomine una femmina residente in Terranova, che a endesa residenza doppia in Italia e in Svizzera comporavano a un upore dei biglietti che appusti storravano a vendere valanzando un montone di dinare. Sas indagini hanno interessato vinzas a una società de diritto svizzero amministrata da uno de Sorduoso, accabada sal verifica Samboso o Losana denunziausa sa Procura della Repubblica de Tempio che non ha presentato la declarazione de sul redditoso. Quando mancano a paccardiesa sas elezioni comunali in quarto, su dibattito politico è sempre più vivo. Sa città si sta maniando a separare su sindaco e su consiglio comunale nuovo su sette e sotto de lampadas. Parlatas a dobios in sorbichinaos, confrontos públicos e iniziativas che in sor cittadinos o esos associos in sas ultimas die de campagna elettorale che in sos candidaos impinnaos a convinche sos elettores che in temas importantes pro su venidore desa cittade, decoro urbano, viabilidade, servizios ambiente, rilancio economico, manizzu de su litorale. Intre sos protagonistas desa cursa elettorale per finza su sindaco in carica Graziano Milia, appoggiato da una coalizione civica che punta a assicire attività amministrativa e sos progettos avviados in sos ultimos annos. Quarto, est uno dei centros plus importantes che deve votare e sicuramente a più di 20.000 abitanti potete andare a su ballottaggio, si mancuno candidato supera su chi vanta procento desas preferenzias a su primo turno. In questo caso su secondo turno è pro su 21 e su 22 de lampadas. In sintesi si pensa finza a sa affluenza e a sa partecipazione dei cittadinos in una votazione considerata strategica per los equilibrios politicos dell'area metropolitana de Castello. Un'alleanza intra istituzioni e scuole e mondo agricolo pro difendere la Sardegna dai sorfocoso. Nascet in Nugor in sintesi di un addobbio promovio dai Coldiretti, in Istituto Agrario Brau, una strategia comune che punta a sa prevenzione, a sa cussenzia, proprio in sadie che la regione ha approvato su piano antincendio nuovo. S'assessora Rosanna Laccoli ha esplicato la novità del su piano che pone in prima linea la sicurezza delle persone. Coldiretti ha sottolineato su ruoli strategico e operativo suo in questa alleanza che in corpo forestale di vigilanza ambientale, protezione civile, regione, comune e cittadinanza. Sas aziendas agricole diventano una bardia fondamentale per los interventi di emergenza, ma a su chi totus hanno posto in chiaro l'importanza di un mutamento culturale legato all'informazione dei cittadinos e sa cultura, del suo rispetto, deve cominciare in scuola, favedando a sorzovanos, casunisso su venidore de sisula nostra. Castello in su 2025 è stata una delle amministrazioni che ha bidu crescendo sos incassos delle contravvenzioni che si imprede autovelox su 42% in più rispetto a San Innantisi. Prima bisun pezzi Genova e Ancona. All'Uvocar a Pizzo est un studio fatto da Codacons. Sanno passato un anno sordato dell'assozio dei consumidores, sos principali comuni italiani hanno incassato delle contravvenzioni e chimbantas del milione e mezzo di euro. Belle su 9% in manco rispetto a su 2020. In calo mescamente sorvalando che arrivano ad eso sistema di rilevazione della velocità. In Castello invece se sta in besse, caso non sempre me da sos automobilista sanzionato. A banda della contravvenzione sa critica arrivano da esos castellaios che accusano la mancanza di educazione stradale, ma speri che pensa che su comune sia troppo severo. Sos pericoli in sos caminos però non pertoccano a pezzi sos comportamentos irballauso, bisogno vinza sos cantieri presenti in cittade e a si lamentare su mescamente su chi viaggiano in moto o in bicicletta. In
In Sardegna insularidade si chi pesare su prasas impresas, a costare de prus essa energia che costa de prus rispetto al resto d'Italia, che in conseguenza prasas attividades commerciales, agricolas e artigianales. Essere un'isola che renarre vinzas a pacare de prus pro trasportos e carburante. De questos problema andava vedau oie in s'addobio organizzau da Confcommercio Sud Sardegna, che esti staus occasione pro discutere desas opportunidades de su decreto bulletar 2026 che previditi bonus, agevolazioni e profettos pro impresas e famiglie a chi indana diritto.